Una buona giornata, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Conclusa la fase delle festività, quasi tutte trascorse in lockdown, oggi l'Italia è ripartita. Ritorno in classe per 5 milioni di bambini e ragazzi delle materne, elementari e medie, mentre per quanto riguarda le scuole superiori è tutto rinviato alla prossima settimana, almeno in Lombardia e nelle altre 8 regioni che hanno scelto l'11 per l'inizio della didattica in presenza, anche se permangono dubbi e incertezze legate alla situazione del contagio e all'evoluzione della pandemia. Ieri i dati dell'emergenza Covid sono stati confortanti per quanto riguarda la provincia di Varese, nona su 12 in Lombardia con 95 nuovi positivi, ma l'altalena locale non può far dimenticare che da giorni i numeri sembrano mostrarci una tenuta preoccupante del contagio, dimostrata dall'indice di positività sempre superiore al 10%, dall'aumento dei ricoveri nei reparti non Covid e dal numero ancora alto dei decessi, ieri 92, di cui 15 nella nostra provincia. Passando alla cronaca, un episodio strettamente legato al lockdown delle scorse festività. A Varese 5 giovani sono stati multati per 400 euro a testa dopo che gli agenti della Volante, intervenuti a Sant'Ambrogio su segnalazione di un cittadino, li hanno scoperti mentre trascorrevano una serata in compagnia in mansarda, incuranti delle norme anti-Covid. Sempre a Varese, ha destato scalpore il caso del medico del pronto soccorso dell'ospedale di Circolo aggredito da un paziente che stava visitando. Quando la dottoressa gli si è avvicinata per medicarlo dalle conseguenze di una brutta caduta in casa, il giovane le ha stretto le mani intorno al collo tentando di strangolarla. Solo l'intervento di alcuni colleghi è riuscito a evitare alla donna conseguenze più gravi. L'aggressore, un ventenne comasco, è stato denunciato per lesioni dagli agenti della Volante intervenuti al pronto soccorso. Andiamo ora a Cadrezzate. Sono trascorsi 23 anni dalla notte tra il 6 e il 7 gennaio 1989, quando Elia Del Grande uccise a colpi di fucile i genitori e il fratello maggiore, una delle più crudeli stragi familiari della storia recente. Oggi Del Grande, 46 anni, condannato in primo grado all'ergastolo poi ridotto a 30 anni di reclusione, è detenuto nel carcere di Cagliari. Non ha ancora beneficiato del regime di semilibertà che pure gli spetterebbe, espiati 2/3 della pena, ma prima nel carcere di Opera, quindi a Pavia, dove tentò un'evasione che gli costò una giunta di pena, è sempre intervenuta qualche complicazione a impedirgli di lasciare la cella. Sulla prealpina di oggi, Pasquale Martinoli ha ripercorso la vicenda e ha intervistato l'avvocato di Del Grande che ipotizza un inconscio desiderio di autopunizione. È come se, per punirsi, abbia sempre combinato qualche pasticcio quando poteva per lui esserci una prima svolta, spiega il legale. Per chiudere andiamo a Busto Arsizio, dove da anni il comune è alle prese tra le tante realtà degradate sul territorio con i problemi della cascina burattana. Andiamo a vedere il servizio di Angela Grassi con le immagini di Davide Caforio dell'agenzia Blitz. Un po' di pulizia è stata fatta poco prima di Natale. Macerie e rifiuti sono in buona parte spariti dai cortili, anche se parecchi restano accanto agli edifici. Ma è evidente che nonostante transenne e divieti, qualcuno ancora utilizzi gli spazi di cascina burattana come rifugio. Resti di cibo, scatolame, gomma piuma usata come materassi e vestiti sparsi sul pavimento di alcuni locali danno l'idea che ci sia chi, qui in mezzo al degrado, passi le notti, con il rischio che tutto gli crolli sulla testa. Già, c'è un abusto da salotto buono e c'è un abusto che crolla e in cui prospera il degrado. Il comune ora investe per evitare guai a cascina burattana, ma un futuro ancora non è disegnato e come sempre non ci sono fondi per preservare quella che è l'ultima memoria storica della vita agricola di Busto Arsizio. E con questo è tutto, vi rimandiamo all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.